Buonasera a tutte, buonasera a tutti, buonasera da Vittorio Veneto. Io sono Antonella Caldarte, l'assessore alle politiche sociali e responsabile del Centro Antiviolenza Vittorio Veneto, appunto il nostro CAV. Vi porto il saluto anche del sindaco della città, il dottor Antonio Miatto, e insieme a lui do il benvenuto a tutte voi, a tutti voi e in particolare all'ospite di questa sera, la dottoressa Roberta Bruzzone. Buonasera dottoressa. Buonasera. Dottoressa Roberta Bruzzone, criminologa investigativa, psicologa forense, docente universitaria, in una parola profiler. Noi l'abbiamo invitata questa sera proprio perché ci aiuti nell'individuazione di quelle che sono le caratteristiche principali di quelle persone di quelle figure criminali che purtroppo vivono tra di noi e non sempre sono immediatamente riconoscibili. E di questo parleremo molto presto, subito con lei. Volevo però, prima di entrare lasciare la parola alla dottoressa, alla nostra ospite, la dottoressa Bruzzone, volevo fare un paio di considerazioni in apertura. Innanzitutto contestualizzare questo evento. Ieri è stato il 25 novembre, una giornata che ha visto tantissime donne e uomini impegnati nel ricordare in vario modo, tramite eventi, convegni, simboli, l'importanza della lotta contro la violenza di genere, in modo particolare la violenza sulle donne e soprattutto nella promozione della cultura del rispetto. Ecco, questa mattina, quando ascoltavo la rassegna stampa regionale, mi ha molto colpito che sebbene sui giornali ci fosse anche la notizia dell'ennesimo femminicidio avvenuto proprio ieri, 25 novembre, in un paese vicino a Padova, dove una giovane donna, mamma di 3 bambini, è stata ammazzata, coltellata dal marito in casa, ecco, nonostante ci fosse questa notizia così terribile, la notizia non ha avuto però la giusta evidenza, nel senso che si parlava di un'altra morte oggi, altrettanto importante, ma questo evento, tra l'altro capitato proprio nel giorno in cui tutto doveva essere fatto per prevenire eventi così diabolici, è passato un po' in secondo piano, quasi a dire sì, il 25 novembre tutti parliamo dell'importanza di evitare eventi violenti sulle donne, però passata la giornata in qualche modo sappiamo che purtroppo queste cose succedono e ce ne facciamo quasi una ragione. Questo non può essere per nessuna donna, non può essere per nessun uomo, ma non può essere soprattutto per coloro che come noi dei centri antiviolenza e di tutti gli enti che con noi collaborano tutte noi che crediamo nell'importanza della prevenzione, cioè noi non possiamo occuparci solo della cura dell'evento violento, noi vogliamo e dobbiamo continuare a lavorare per prevenire situazioni simili. Quindi cosa c'entra con la prevenzione il CAV? Perché il centro antiviolenza è spesso associato ad eventi, alla cura proprio della persona che da noi che viene accolta, viene accompagnata in tutto il suo percorso di cura, di attraversamento di questo tunnel nero che le permetta di uscire e di ritrovare la giusta libertà e di rivedersi e di vedersi riconosciuta la dignità di donna che tutte noi abbiamo e che a tutte noi deve essere riconosciuta. E questo percorso viene fatto con il supporto di psicologhe piuttosto che un supporto legale, viene fatto in rete con tutti i servizi del territorio, quindi dalle forze dell'ordine ai servizi sociali e sanitari. Abbiamo anche la possibilità poi di accompagnare la donna una volta uscita dalla sua brutta storia per il reinserimento nella società, perché molto spesso ci sono problemi economici, per cui il supporto della Regione del Veneto ci aiuta a dare alle donne la possibilità, per esempio, di trovare un'abitazione, di trovare una collocazione abitativa, di fare dei corsi di formazione per trovare poi un lavoro, anche perché essere economicamente indipendenti vuol dire poter ricominciare a vivere.
e appunto quindi il supporto c'è da tante parti per accompagnare la donna a superare il momento difficile. Noi però come CAV ci occupiamo di più di questo, noi ci occupiamo di formazione, quindi lavoriamo sia con gli enti a noi paralleli, quindi con le forze dell'ordine, con i servizi sociali e sanitari, per omogeneizzare la modalità di approccio alle donne che hanno subito violenza, per omogeneizzare anche i linguaggi, che è cosa molto importante. Abbiamo previsto anche dei luoghi, proprio tipo quello che abbiamo illuminato ieri qui a Vittorio Veneto, all'interno della nostra caserma dei Carabinieri, dove c'è un'aula protetta, nel caso specifico promossa e organizzata dal Sor Optimis di Conegliano Vittorio Veneto, cioè dei luoghi dove le donne possono essere accolte in un modo accogliente, scusate il gioco di parole, e protetto. E lavoriamo anche a livello di formazione con le giovani generazioni, quindi abbiamo dei corsi e degli incontri con ragazzi e ragazze proprio per promuovere la cultura del rispetto. E poi c'è il terzo aspetto, ed è il motivo per cui siamo qui questa sera, che è quello della informazione. Cioè, noi vogliamo raggiungere il maggior numero possibile di donne, di uomini, per dar proprio l'informazione sul fatto che esistano il CAV e tante altre forme e persone anche che possono sostenere le donne, e far però anche qualcosa in più, come vogliamo fare questa sera, cioè aiutare tutte noi a capire quali siano i segnali, anche molto pratici, che ci possono allertare. Noi siamo abituati a pensare cioè la cosa più semplice è quella quando pensiamo ad un femminicidio, che ci sia l'uomo violento, l'uomo che immediatamente tu identifichi. C'è però anche tutta un contorno a questa violenza fisica, che è la violenza psicologica, per esempio, di figure che la dottoressa Bruzzone definisce proprio figure tossiche, mi piace molto questa definizione, di figure di persone che se apparentemente vivono tranquillamente tra di noi, ma che hanno delle caratteristiche che dovrebbero insospettirci. Per cui l'obiettivo di questa sera e appunto la finalità nostra, la finalità del CAV Vittorio Veneto questa sera è stata quella, una volta che abbiamo invitato, e la ringrazio per averlo accettato, la dottoressa Bruzzone, è quello di lavorare questa sera su una specie di profilazione del manipolatore, di questa figura tossica. E di questa profilazione la dottoressa parla in uno dei suoi più recenti testi, dei suoi più recenti libri, Io non ci sto più, che ho trovato davvero interessante, proprio perché anche con metafore efficaci riesce ad aiutarci a capire come individuare queste figure tossiche, e d'altra parte fa anche un altro passo che trovo altrettanto interessante, cioè riesce a farci capire se noi siamo quelle che lei definisce le prede perfette, cioè se noi siamo il miele per gli orsi e come possiamo evitare di diventare miele per gli orsi nei nostri comportamenti giornalieri. Ecco, concludo dicendo alle nostre telespettatrici e telespettatori, a tutti coloro che ci seguono, che c'è la possibilità durante la trasmissione di sottoporre delle domande, le si può inviare, possono essere inviate come commento su Facebook, oppure al numero che compare ora sul video, il 348 2111 373. Poi noi le gireremo alla fine, magari un paio, le più interessanti, le gireremo alla dottoressa Bruzzone. Per cui, dottoressa, a lei lo schermo, a lei la parola, e grazie ancora per essere qui con noi. Mi permetto di fare visto che ha citato il mio testo precedente, qualche giorno fa, la settimana scorsa, è uscito Favore da incubo, che ho scritto insieme all'amica e giornalista Emanuela Valente, e che in realtà è l'evoluzione di Io non ci sto più, nel senso che in Io non ci sto più faccio una serie di valutazioni e do consigli pratici, un po' quelli che giustamente lei ha messo in evidenza, quelli del profiler, cioè faccio una profilatura vera e propria e attraverso l'approccio del profiler, quindi stilo 124 caratteristiche, in uno dei capitoli c'è proprio una sorta di guida pratica per diventare, diciamo, profiler
per quanto riguarda i manipolatori affettivi, e ci sono 124 tra atteggiamenti tipici, comportamenti, frasi tipiche che un manipolatore affettivo maligno, cioè quelli di matrice narcisistica per intenderci, che sono effettivamente pericolosissimi, e ne vedremo magari alcune tipologie, per cercare di trasformare ciascuno di noi, insomma anche chi non ha delle competenze specialistiche come le mie, a osservare i comportamenti con una luce diversa, insomma attraverso una lente di ingrandimento diversa, e concentrarsi su aspetti che apparentemente possono sembrare banali, di poca importanza, come ad esempio il fatto di banalmente entrare in un ristorante semivuoto, cosa che adesso è abbastanza, purtroppo abbastanza facile che ciò avvenga, e magari vantarsi del fatto di aver trovato posto soltanto perché naturalmente c'era questo soggetto che ha chiesto di poter pranzare lì o cenare lì. Per cui ci sono degli atteggiamenti che sono abbastanza evidenti, insomma, altri che sono decisamente molto più subdoli da cogliere, ma che il libro, Io non ci sto più, affronta in maniera diretta, con esempi pratici. Nel testo Favole da incubo entro maggiormente nel dettaglio di quelli che sono gli stereotipi di genere, che sono i peggiori nemici delle donne, proprio così sono stati definiti, insomma. E ne ho tracciati 10 che a mio modo di vedere sono i più pericolosi. Il più pericoloso tra tutti è quello che poi in qualche modo presuppone che molte donne rimangano in relazioni tossiche anche a lungo, e a volte purtroppo per tutta la vita, ossia, stereotipo degli stereotipi, gli uomini sono superiori alle donne. Da questo stereotipo discende poi tutta una marea di altre considerazioni che sono nella quotidianità, se si impara a coglierle, estremamente presenti, e possiamo fare degli esempi assolutamente quotidiani. Una recente competizione ciclistica mista, maschi e femmine, con ragazzini in età prepuberale, che negli anni ha sempre previsto un vincitore assoluto a cui veniva consegnato un trofeo, e poi il trofeo alla prima delle bambine e al primo dei bambini. Guarda caso un anno vince una bambina e scoppia il panico nell'organizzazione. Perché? Perché adesso bisogna decidere se premiarla in maniera assoluta, quindi premiare una bambina che ha vinto anche sugli altri maschietti, oppure di cambiare criterio di premiazione. Ebbene, in quell'occasione sapete cosa è successo? È successo che per quell'anno, e solo per quell'anno, e parlo di una situazione molto recente, il trofeo del primo assoluto non venne consegnato, perché quella volta il primo assoluto era una donna, una bambina. E gli organizzatori, genitori a loro volta, si sono posti il problema di non premiare la bambina col premio di vincitore assoluto, perché questo avrebbe sicuramente urtato la sensibilità del maschietto arrivato secondo. E quindi solo per quell'anno, solo per quella volta, si è deciso di procedere in maniera assolutamente diversa, nella assoluta, diciamo, nell'accettazione generale, sulla base di questo presupposto, che gli uomini non possono essere battuti dalle donne, che gli uomini non possono essere sconfitti dalle donne. E questo è esattamente la base culturale subdola di ciò che accade poi nei casi peggiori. La maggior parte degli uomini che uccidono le donne, che a loro volta sono stati manipolatori affettivi, quasi sempre, la fase iniziale di queste relazioni con un manipolatore affettivo, hanno più o meno sempre lo stesso inizio, quello da favola, quello che tecnicamente si chiama love bombing, quindi una fase temporale abbastanza circoscritta, va detto, in cui il manipolatore affettivo si comporta come se fosse la persona migliore del pianeta. Vi riempie di attenzioni, complimenti, è sempre presente, è supportivo, sembra devotissimo a voi, completamente concentrato su di voi, sembra veramente la risposta a tutte le vostre preghiere, a tutti i vostri desideri, no? Il principe azzurro proprio veramente nella versione edulcorata e migliorativa. Ma è una fase iniziale, una recita, un copione che il manipolatore affettivo sa recitare molto bene, ma solo per periodi confinati, ristretti, perché gli costa una fatica immensa simulare tutto questo interesse che in realtà non prova. Per cui però ha bisogno di bombardarvi di attenzioni favorevoli in quel particolare momento. Perché? Perché questo vi porta a sviluppare progressivamente un cambiamento a livello neurobiologico, ossitocina e dopamina in particolare, i livelli si alzano in maniera vertiginosa, e con loro poi chiaramente anche altri importanti ingredienti biologici, vi porta a modificarvi dal punto di vista del funzionamento emotivo ed affettivo, perché la vostra mente si polarizza sul manipolatore, pensate solo a lui, volete soltanto lui, aspettate con
con proprio trepidazione il prossimo messaggino, la prossima chiamata, il prossimo momento insieme. Ormai la vostra mente è completamente orientata a muoversi intorno, diciamo, al manipolatore. Ebbene, questa è una fase che genera dipendenza, ma non è una dipendenza come probabilmente alcuni di voi sono abituati a considerare, cioè che si sviluppa semplicemente a livello psicologico. È una vera e propria dipendenza di natura psicofisiologica, esattamente come quella che sviluppa l'eroinomane nei confronti della sostanza. Le donne, a un certo punto, le vittime di questo, faccio una premessa che mi corre l'obbligo fare anche per un discorso proprio di onestà e trasparenza di tipo intellettuale. La manipolazione affettiva non ha un copyright di genere. Ci sono manipolatori al maschile, così come ci sono manipolatori al femminile. Questo credo che sia doveroso raccontarvelo. Nel testo che la dottoressa vi ha fatto vedere parlo di manipolazione in maniera assolutamente trasversale, quindi parlo di dinamiche manipolatorie, di strategie manipolatorie, di trappole manipolatorie, ma possono essere messe in campo, utilizzate, manifestate tanto da uomini quanto da donne, quindi, e anche in fasce d'età assolutamente precoci. Quindi, se è vero che manipolatore non si nasce, sicuramente una volta che lo si diventa difficilmente si smette di esserlo nell'arco della vita, quindi sono soggetti che manipolano gli altri più o meno in tutti gli ambiti relazionali, in quello affettivo prevalentemente, quindi dentro il perimetro familiare, della coppia, della famiglia, danno il peggio di sé. Però di solito manipolano tutti, manipolano la percezione degli altri perché magari a livello sociale si comportano come persone per bene, come persone anche simpatiche, come persone affabili, come persone apparentemente gentili e attente, quindi sono molto abili a, quando sono intercettati dallo sguardo in qualche modo degli altri, a porsi in maniera tale da suscitare ammirazione, interesse, attenzione e quant'altro, che ne hanno bisogno, ancora più dell'aria che respirano. La loro vita è un continuo cercare di ottenere questo tipo di nutrimento narcisistico, quindi la considerazione degli altri, l'ammirazione, l'essere complimentati, l'essere considerati esseri unici e speciali, ecco, questo è qualcosa che li accompagna sempre. Ma la vera loro natura la manifestano prevalentemente all'interno delle mura domestiche, dove hanno costruito in qualche modo il loro habitat, e dove le persone che sono all'interno di quell'habitat, quindi la moglie o il marito a seconda della situazione e i figli, in quel modo sono oggetti di cui dispone il narcisista manipolatore. Quindi nei loro confronti non c'è più l'attenzione che magari apparentemente recita all'esterno delle mura domestiche, ok? Quindi è molto importante rendersi conto però che moltissime donne, soprattutto moltissime donne, in tutte le fasce d'età, perché guardate, io faccio tantissima attività di sensibilizzazione anche nelle scuole e purtroppo noto che le dinamiche legate a relazioni sbagliate, tossiche, improntate al controllo, al possesso, alla limitazione della libertà della fidanzatina, sono diffusissime anche tra ragazzi molto molto giovani, parlo di ragazzi minorenni. Nel libro Favole da incubo, una delle storie che racconto riguarda una ragazza che muore ancora minorenne, e lui, l'assassino, Lucio Marzo, è un ragazzo ancora 17enne quando commette l'omicidio, ma lo commette sulla base dei medesimi scenari che raccontiamo in storie di soggetti ben più grandi, ben più adulti, insomma, di lui. Per cui non c'è da questo punto di vista purtroppo alcun tipo di limite, anche di tipo anagrafico oltre che geografico, ma quasi sempre si tratta di ragazzi che hanno già manifestato un modo di stare in relazione improntato al controllo, al potere, al dominio, al fatto che comunque la fidanzata non possa fare delle stesse cose che può fare lui, quindi questa asimmetria di potere. Io sono più importante di te, quindi io posso fare delle cose tipo uscire con i miei amici, andare a fare baldoria, andare in vacanza per i fatti miei e quant'altro, che tu non puoi fare perché devi stare a casa ad aspettare me. Ecco, questo ingrediente non manca mai nelle relazioni tossiche, cioè una diversità, una disparità di potere tra il partner maschile e il partner femminile, o comunque a prescindere tra i due partner. Ci deve essere una grande differenza di potere, cioè uno può fare delle cose, l'altro non le può fare, e quello che decide che cosa può fare l'altro è sempre lo stesso soggetto, che determina i bisogni della coppia, che determina che cosa fare, che determina i progetti, che stabilisce le regole anche per gli altri appartenenti comunque alla sua sfera affettiva. Quello è un marchio di fabbrica del manipolatore affettivo. Prima di arrivare alla violenza espressa, quella fisica e anche quella sessuale, si passa attraverso una fase manipolatoria che porta la vittima, in questo caso ci concentriamo chiaramente sulle vittime al femminile,
a svalutare se stessa, perché subisce continue aggressioni alla propria autostima, viene svalutata in tutto, non sei capace a fare la madre, non sei capace a cucinare, non sei capace a lavorare, non sei capace a fare niente, non esisti senza di me, non puoi pensare di vivere fuori da questa relazione. Il messaggio è sempre quello: tu senza di me non vali niente, tu senza di me non puoi andare da nessuna parte. E questo messaggio viene reiterato in maniera sistematica, ossessiva, in maniera proprio quotidiana, fino a che a un certo punto la vittima, complice il fatto che si è convinta di aver conosciuto una persona meravigliosa, perché nella prima fase era apparentemente una persona fantastica. Quindi la vittima si convince che effettivamente ha conosciuto un uomo fantastico. Quindi se è cambiato, se ha manifestato, se comincia a manifestare degli aspetti diversi, spiacevoli, addirittura anche aggressivi, evidentemente perché è lei che sta facendo qualcosa di sbagliato, perché ha conosciuto un uomo meraviglioso, quindi com'è possibile che sia cambiato? Se è cambiato è perché sta frequentando lei. E quindi comincia ad autoriferire su di sé tutte le mancanze, tutte le aggressioni, tutte le offese, tutto quello che in qualche modo gli sta propinando lui per trascinarla in una condizione di paura, confusione e soprattutto di scarsa fiducia in sé, di scarsa autostima. In realtà lei ritiene davvero sia la sua responsabilità. Complice poi lo stereotipo di genere, che per molte donne stare senza un uomo è qualcosa di ingovernabile, perché si pensa che effettivamente in quanto donna tu non puoi esistere fuori dalla relazione con un essere di sesso maschile, fondamentalmente, perché purtroppo questo è ancora un messaggio fortissimo, fortissimo anche in moltissime famiglie, sia dei maltrattanti, manipolatori che delle vittime, che non hanno tutta sta voglia di supportare le vittime in questo percorso. La dottoressa sa sicuramente benissimo quante difficoltà incontra la vittima anche da parte della sua famiglia d'origine, quando comincia a dire: scusate, ma io non ci sto bene in questa relazione, questo mi tratta male, questo mi mena, questo lo fa davanti ai nostri figli, siamo tutti male, io voglio andarmene via, voglio lasciarlo. Non è che incontra una famiglia che di solito gli stende un tappeto rosso dicendo: figlia mia, ti aiutiamo noi e riprenditi la tua vita. Guarda che non funziona così. Anzi, molti messaggi che vengono inviati dalle famiglie d'origine, e mi dispiace dirlo, ma molto spesso proprio dalle madri, è che: e cosa pensi, che a me sia successo qualcosa di diverso? Io tuo padre me lo sono tenuto, adesso tu ti tieni il tuo. Perché hai fatto dei figli, se poi ci sono i figli figuriamoci, sono delle armi veramente di distruzione di massa, perché diventano veramente delle catene ai piedi di queste donne da questo punto di vista e delle leve potentissime per suscitare il loro senso di colpa, che perché ma che fai? Li fai crescere senza il loro padre? Non gli importa niente a nessuno che quello sia un padre maltrattante, disinteressato, non empatico, non supportivo, svalutante, manipolatorio, non gliene frega un tubo a nessuno. L'importante è che stiano con un padre, che voglio dire che stare con un padre così probabilmente è preferibile sta senza, ma questo tipo di ragionamento non viene fatto perché è il padre e di conseguenza deve stare lì perché quella famiglia e quella donna e quei figli appartengono a lui. C'è stata una battaglia spietata nel codice civile diciamo a cavallo tra gli anni 90 e i primi anni 2000, per passare dal concetto di potestà genitoriale, quindi proprietà vera e propria, al concetto attuale di responsabilità, cioè per cambiare la prospettiva, cioè mettersi dalla parte del minore, non più dalla parte del pater, che fino a quel giorno possedeva tutto. Fino al 75, 1975, c'è il 9, non c'è l'8, c'è il 9, ok? Nel diritto maritale era previsto espressamente che il marito potesse educare la propria moglie, quindi plasmarla, educarla nel senso di plasmarla a suo uso e consumo nella migliore maniera possibile dal suo punto di vista, e che la donna non potesse, la moglie, non potesse sottrarsi neppure alle richieste sessuali, perché se arrivavano dal marito, che volesse o che non volesse, questo le toccava, perché lei apparteneva anche sessualmente a quell'uomo e a quell'uomo non poteva negarsi. Circostanza che ancora oggi nei processi per maltrattamento e anche per violenza sessuale intrafamiliare è ancora radicatissima nella testa, perché è cambiato il codice, ma per molta gente questa informazione non è passata molto, molto chiaramente. Ancora adesso molti degli imputati a questi processi durante il dibattimento ti dicono: ma quale violenza sessuale? Quella è mia moglie. Come dite? Quella non può mica dirmi di no, è mia moglie. Parliamo di gente che non ha ancora 30 anni, eh. Quindi comprendete che in un contesto di questo genere
la manipolazione affettiva regna sovrana, perché dall'altra parte ha una serie di complici potentissimi che sono gli stereotipi di genere, che trattengono le donne all'interno delle relazioni tossiche, perché chiaramente un po' sono ingannate chiaramente dal manipolatore che ha fatto di tutto per far credere loro di non essere in grado di vivere senza di lui. Come fa in qualche modo la sostanza con l'eroinomane? Per l'eroinomane lo sa bene che quella sostanza gli sta fottendo la vita, lo sa perfettamente, ma all'idea di non avere la prossima dose sviluppa un'angoscia, un dolore psichico e fisico spaventoso. La stessa cosa vale per la donna maltrattata, non è un problema soltanto cognitivo. Queste donne lo sanno che quella persona è pericolosa e cattiva, lo sanno benissimo che stanno male in quella relazione, lo sanno benissimo che i loro figli stanno venendo su in maniera disfunzionale e diciamo anche a volte anche patologica, ok? Lo sanno perfettamente. Perché non escono? Per tutta una serie di ostacoli, ma il primo è che l'idea comunque di rinunciare a quel legame le fa stare talmente male che preferiscono rimanere in quella relazione, sbagliata, tossica, pericolosa, quanto volete voi, piuttosto che sperimentare l'astinenza. E questo è un elemento che ha creato e indotto il manipolatore in maniera deliberata e ha costruito nel tempo tutta una serie di modalità con cui misurare il livello di potere e quindi il livello di effrazione psichica, cioè quanto è riuscito a entrare nella testa della sua vittima e quanto la sua vittima ragiona con la sua testa, che questo è l'elemento centrale nella manipolazione affettiva. Molte donne non chiedono aiuto, guardate che oggi siamo ancora in una condizione in cui solo 2 casi su 10 giungono all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Ok? Quindi siamo ancora in una fase in cui una minima parte dei casi reali viene segnalata. Quindi quando parliamo di denunce o di segnalazioni, a quel numerino che viene ogni anno viene in qualche modo sciorinato, dovete aggiungerci e dovete moltiplicarlo almeno per 5 per avere un numero realistico. E questa è un'altra circostanza che effettivamente falsa molto la questione. Spesso mi dicono: "Ah, continuate a parlare di violenza sulle donne, ma tanto non cambia mai niente". Purtroppo per certi versi questa è un'osservazione critica, ahinoi al momento ancora piuttosto attuale, perché io guardate, son più di 20 anni che faccio 'sto lavoro, sinceramente sarà la gioventù, insomma, all'inizio ho detto: "Vabbè, cominciamo questa battaglia, no, abbiamo tutta questa energia, sicuramente nel giro di pochissimo faremo la rivoluzione, costruiremo nuovi modelli di genere, faremo di qua, faremo di là, salveremo tutti". Non è così. Oggi sono qua, più di 20 anni dopo quei momenti e dopo una serie di doverose riflessioni vi dico: la battaglia l'abbiamo cominciata e la stiamo portando avanti. I frutti però sono decisamente scarsini, perché ancora siamo in un paese fortemente orientato a livello sessista. Guardate quello che è successo l'altro giorno su Rai 2, ora senza voler crocifiggere nessuno, ma nella giornata internazionale sulla violenza sulle donne va in onda uno spot, una specie di tutorial, dove addirittura viene insegnato a una donna a sedurre mentre fa la spesa col tacco 20 e minigonna, con modalità e movenze che, voglio dire, rasentavano queste commedie sexy anni '70, non so se qualcuno di voi ce l'aveva ancora in mente, in un contesto che accoppia la donna badante con la donna oggetto sessuale, cioè veramente han fatto bingo, l'unplan proprio, di tutto quello che si poteva evitare in quel tutorial c'è. Una visione veramente becera e sessista della figura femminile che ancora non si riesce in qualche modo a scollegare dai 2 grandi ruoli che le vengono assegnati, ossia quella di badante, cioè colei che deve curare, prendersi cura di, possibilmente dei figli e del marito, e dall'altro ovviamente l'aspetto dell'oggetto sessuale, no? Che deve gratificare chiaramente, quindi deve dare segnali di disponibilità sessuale in ogni dove. In un paese in cui ancora oggi quasi il 50% della popolazione maschile e femminile, secondo l'ultima ricerca dell'Istat che è dell'anno scorso, sugli stereotipi di genere, quasi il 50% della popolazione italiana, davanti a un caso di violenza sessuale, ritiene che una buona parte della responsabilità per quanto subito appartenga alla vittima. Quindi una fetta della vittima finisce sul banco degli imputati insieme agli imputati. Men che mai se questo succede in un contesto in cui la vittima ha osato andare a una festa, ha osato andare a un bar, ha osato andare in un locale, ha osato andare in un appartamento lussuoso. Perché a un certo punto, evidentemente, se varchi una soglia fondamentalmente virtuale,
dove di là ci sono dei maschi, è come se tu in qualche modo dessi una possibilità illimitata a chiunque di utilizzare il tuo corpo, perché chiaramente se sei lì evidentemente è una sorta di lascia passare. Cioè devi abdicare alla possibilità di dire no per il resto del tempo, che è una visione pericolosissima, purtroppo tragicamente diffusa, anche in certi media. Se oggi poi parliamo di manipolazione affettiva in un contesto in cui ancora dovremmo cominciare a parlare di rispetto e di simmetria di potere, cioè di un concetto di relazioni tra i generi costruiti su altri presupposti che non sono quelli attuali, perché nella maggior parte delle famiglie italiane sono questi gli stereotipi che sono ancora in auge, perché ancora insegniamo alle bambine e ai bambini che ci sono giochi da maschi e giochi da femmine, perché ancora imponiamo tutta una serie di aspettative di ruolo sulla base di essere nati maschi o essere nati femmine, perché è ancora così, a partire dalla scelta dei giocattoli. Io ormai, per me, questa è una sorta di impegno, missione che porterò avanti per tutto il resto della mia vita, insomma. E so già che non ne vedrò i frutti, sicuramente non ne vedrò i frutti. Cercherò comunque di piantare più semi possibile e portare le persone a riflettere in maniera forse feroce, a volte brutale, ma su temi che sono nel quotidiano, perché è nel quotidiano, nella banalità, nella corsa ciclistica, che siccome viene vinta da una bambina, a quel punto il vincitore assoluto non viene considerato, perché se no il bambino maschio si dispiace. È molto diverso dal femminicida che uccide la propria ex perché ha osato lasciarlo e perché da quella fine di relazione pubblica a lui deriva un'umiliazione, perché non ha saputo controllare la sua femmina, perché non ha saputo possedere la sua femmina, perché si è fatto sconfiggere dalla sua femmina. E quindi quella sconfitta va lavata col sangue, che è l'unica sostanza che evidentemente per queste persone ha un peso da questo punto di vista. Questo è lo stesso tipo di meccanismo, è lo stesso presupposto, è lo stesso messaggio. Gli uomini non possono essere sconfitti dalle donne, perché gli uomini sono superiori alle donne. Sono sempre gli Dimmi stessi quando messaggi, posso. propinati ovunque, in qualunque sede, in qualunque situazione. Ogni volta che una donna viene svalutata, viene aggredita sul piano della morale sessuale. Vi risulta che questo accada per gli uomini? Perché ancora il ruolo impone che la donna debba avere questo genere di propensione, che quindi se ha raggiunto dei risultati importanti non è per i suoi meriti, perché ovviamente una donna quindi meriti non ne può avere, no? Ma perché sicuramente ha condisceso a chissà quali logiche, certamente non lineari. Ancora questo è il pensiero, anche in molte donne. Pensate, io faccio molta attività anche di... Dottoressa, scusi se la interrompo, però Prego, c'è una prima domanda che ben si sì, inserisce in quello che lei ci sta prego, dicendo. Cioè, anche lei perché... ci sta delineando un po' una situazione che purtroppo, come lei ben ci dice, si crea spesso, cioè questa sensazione che in una coppia ammalata, la donna possa sentirsi, per così dire, colei che mi passi un po' la metafora di uno spettacolo che abbiamo messo in piedi, che Sì, abbiamo chiamato Come una regina, cioè l'uomo all'inizio ti prende, ti tratta come una regina, cioè ti fa sentire indispensabile, ecco questo è il sì, quella che tema, si chiama love per poi, bombing. scusi? Quella è la fase che si chiama, nella manipolazione si chiama love bombing, bombardamento di Esatto, stimoli come aveva detto lei favorevoli. prima, per poi confinarti all'angolo, toglierti qualsiasi possibilità di movimento e quindi di libertà. Una persona che ci sta seguendo pone questa domanda che penso che possa avere una Sì, risposta appropriata da parte sua. Ci dice, ma quindi essere, dice la donna, essere profondamente amati e coccolati e sapere che lo si è, ma in qualche periodo subisci violenza, vuol dire che tu non capisci il tuo partner a 360 gradi? no, vuol dire che sei vittima di una manipolazione affettiva, che Ecco, sei vittima questo è di importante violenza e che quei rispondere. periodi di coccole, di grandi manifestazioni sono solo un modo che ha questo soggetto per manipolarti ulteriormente e riportarti nella reale condizione, cioè quella in cui continuerà a menarti, a picchiarti, a svalutarti, a offenderti. Questa alternanza di luna di miele con periodi di maltrattamento è proprio il tipico andamento di una relazione tossica. Il soggetto che fa? Prima ti coccola, ti vezzeggia, ti tratta come una regina, per intenderci, cioè ti bombarda di stimoli favorevoli. Poi ti porta all'inferno, perché quello è l'inferno che a lui interessa
interessa da questo punto di vista alimentare, quindi ti prosciuga di tutto quello che hai, le tue qualità, il tuo tempo, la tua energia, la tua autostima, tutto, anche a volte anche il denaro, insomma, da questo punto di vista, perché con i manipolatori, insomma, tutto quello che avete a disposizione considerate che vi verrà sottratto senza ombra di dubbio, compresi i soldi. E poi anche poi che succede? A un minimo segnale, magari quando esagera un po', perché magari gli schiaffi sono stati un po' troppo notevoli, perché magari qualcuno ha notato che qualcosa non va e di conseguenza comincia magari a temere che la vittima possa parlare, che cosa fa? Torna nella fase della luna di miele, per periodi sempre più brevi, naturalmente. Torna, coccolata, festeggiata, amore mio, non lo farò mai più, bla bla bla, le solite stupidaggini che raccontano questi soggetti, tanto non ci credono. Possono dirvi quello che volete, che vi amano alla follia, piangono, tentano il suicidio in alcuni casi in maniera chiaramente abbastanza poco convincente, vi dicono che senza di voi non possono vivere, vi dicono qualunque cosa, le cose più meravigliose, tanto non le provano. Possono raccontare tutto in maniera apparentemente convincente, perché loro lo sanno cosa vi aspettate di sentire, vi conoscono, vi hanno annientato, sanno perfettamente quale briciolina mettervi nel posto giusto quando serve. E poi tornano ancora peggio di prima, perché poi l'asticella si sposta sempre più in là, sempre più in là. Il comportamento successivo sarà sempre più grave, sempre più grave. Poi la fase luna di miele, no amore mio non lo farei mai più, e torna ancora peggio di prima. È il tipico andamento della manipolazione affettiva che trascende nel maltrattamento e a volte anche arriva alle forme più estreme del femminicidio o delle aggressioni che tendono a mutilare in maniera permanente la vittima. Non so se ho risposto alla domanda di questa nostra Certo. ascoltatrice, ma se è quello il tipo di storia che hai, amica mia, è meglio che cambi rotta e soprattutto che cambi partner. Grazie. Scusatemi, io non No, tendo in ad questo avere momento molti altre tempi domande non termini. le abbiamo, però le chiederei di darci veramente una checklist, perché anche leggendo i suoi libri si capisce che ci sono alcuni punti che ci permettono di individuare il manipolatore nascosto. Ora lei Guardi, parla del leggiamo caso, alcuni degli diciamo, già indicatori del testo avanzato, che no? facevo Però prima. come posso io capire se tra le persone che mi contornano, che siano dentro casa, ma anche tra le mie amiche, tra le mie colleghe di lavoro, eccetera, tra le mamme dei bambini che vanno a scuola con i Mm. miei, ci sia qualcuno di tossico prima che Ma diventi una è dipendenza. tutto sommato, se si impara a riconoscerli è abbastanza facile riuscire a farlo, nel senso che sono persone intanto estremamente concentrate su di sé, quindi se vi fanno la domanda come va, dopo 3 secondi la conversazione vira su di loro, perché a loro di voi non gliene frega niente, quindi se vi chiedono come sta il tuo gatto, in realtà è per parlare del loro, per dire, anche nelle banalità, cioè l'altro non c'è, è solo platea, è solo palcoscenico. Cioè gli serve qualcuno che lo sa guardare, che lo sa sentire, in qualunque situazione. Quelli più disturbati hanno bisogno di platee molto grandi, ma quelli, diciamo, più passivo-aggressivi, più subdoli da intercettare, si accontentano anche di situazioni con meno spettatori. Però un aspetto centrale è che loro sono concentrati su di sé, quindi di voi, dei vostri bisogni, delle vostre esigenze, delle vostre, in qualche modo, necessità, non gliene frega assolutamente niente. Hanno bisogno di far subito emergere che la persona più interessante nella stanza sono loro, quindi se voi avete fatto delle esperienze di qualunque genere, avete studiato, vi siete laureati e quant'altro, loro avranno fatto meglio di voi, più di voi, sicuramente continueranno a farlo. E la maggior parte delle volte sono informazioni inventate, perché sono dei bugiardi patologici, quindi sono persone che sono portate a mentire e a ingigantire tutto, meriti, titoli, lavori e quant'altro. Quindi è facile che vi racconti di fare cose che in realtà non ha mai fatto, di svolgere mansioni che in realtà non ha mai svolto, di avere un ruolo che in realtà non ha mai occupato, no? Quindi sono questo aspetto del proporsi sempre in maniera enfatica, no? In maniera esagerata rispetto alla realtà dei fatti o del successo realmente ottenuto è un'altra caratteristica che li accompagna molto spesso. Hanno questa propensione a svalutare tutti quelli che magari sono intorno a loro. Un buon banco di prova sapete qual è? Ad esempio al ristorante, non per tornare al ristorante, o al bar, cioè loro hanno un atteggiamento sprezzante nei confronti di coloro che lavorano in questo tipo di situazioni, quindi il cameriere verrà trattato in maniera molto, molto cafona, molto maleducata, il barista verrà in qualche modo trattato in maniera assolutamente poco gentile, perché per loro manifestare potere è più importante di respirare, anche in situazioni assolutamente banali, no? Sono persone profondamente invidiose, quindi qualunque cosa voi abbiate di buono tenderanno a svalutarla. Quindi avete cambiato taglio di capelli, state benissimo, in realtà vi diranno che stavate meglio prima.
avete comprato la macchina nuova, che è la macchina dei vostri sogni, vi diranno che sì, carina, se l'avevo guardata anch'io, ma non è all'altezza di quella che poi volevo prendere, quindi ho lasciato perdere. C'è sempre un retrogusto svalutante nelle loro valutazioni, c'è sempre, a volte attraverso il sarcasmo, ma in realtà è sempre un'aggressione alla vostra autostima. Se avete avuto che ne so, una promozione sul lavoro o un avanzamento di carriera, sono i primi a mettere in discussione effettivamente il merito di questo tipo di accadimento nella vostra vita favorevole. Sono sempre pronti a svalutare, c'è sempre, non parlano mai bene di nessuno, chiunque ha sempre qualcosa che non va, quella sì è carina, però guarda che ne so, c'ha la cellulite, piuttosto che andando a fissarsi su aspetti a volte anche totalmente assenti, perché l'invidia gli genera una condizione di angoscia profonda, perché l'invidia gli rimanda immediatamente un'idea di sé come inadeguati, depauperati, piccoli, no? Depotenziati, che poi è il reale, è l'io reale del narcisista. Immaginatevi, io faccio spesso l'immagine, insomma, evoco questa metafora, ossia del bambino piccolo che governa un'armatura gigantesca, scintillante, no? È comunque un'armatura che non può reggere, perché dentro non c'è un essere con le stesse dimensioni, che la riempie, quindi un io che funziona, che ha tutte le funzionalità al suo posto, ma c'è un io piccolo, depauperato, rinnegato, impaurito, angosciato, disperatamente alla ricerca di nascondersi, di evitare che emerga per quello che è, cioè un soggetto con tante problematiche, che si sente profondamente inadeguato e che invidia tutti coloro che hanno qualcosa in più e che può arrivare a distruggere coloro che ritiene in possesso di qualità che lui non ha o di oggetti che lui non possiede. Quindi sono persone che possono anche trasformarsi in maniera malevola e diventare anche profondamente distruttivi. Moltissimi dei casi di omicidio di cui mi sono occupata in questi 20 anni, ne parlo anche nel libro, sono stati commessi da soggetti che, se non proprio il disturbo narcisistico in toto, avevano sicuramente dei tratti narcisistici profondamente evidenti, una certa irresponsabilità, questa incapacità di assumere su di sé la responsabilità delle proprie azioni, immaturità, questa visione del mondo come totalmente a loro servizio, questa modalità in cui tutto quanto ruotava intorno a loro e quindi le esigenze degli altri non c'erano, non erano considerabili, questo mentire in maniera compulsiva, questo cercare sempre delle giustificazioni al di fuori delle proprie responsabilità, quindi ci sono delle caratteristiche e questo porsi come soggetto con delle qualità uniche e speciali e quindi meritevole di essere considerato come un soggetto in qualche modo al di sopra degli altri. No? Hanno questo senso, come gli americani lo chiamano entitlement, cioè questo senso di avere un diritto di priorità su tutto, quindi le regole che valgono per gli altri per loro non valgono. In epoca di Covid sono quei soggetti che negano che il virus gli possa fare qualcosa o comunque sono convinti che loro, essendo esseri speciali, comunque non si ammaleranno e quindi mettono in campo delle condotte spregiudicate e poco responsabili perché tanto sono convinti che a loro non succederà e se succede agli altri a loro poco importa, perché se muoiono gli altri alla fine a loro la cosa non li riguarda, no? Perché hanno questo atteggiamento proprio di ipervalutazione del sé, ovviamente compensatoria, perché dentro c'è un io piccolo, veramente disgregato, e dall'altra chiaramente di totale svalutazione dei rischi che corrono e anche dei rischi che fanno correre agli altri. Per cui sono personalità profondamente pericolose e hanno comunque bisogno di nutrirsi in maniera sistematica. Quindi un narcisista non può stare senza una vittima. Ecco perché di solito questo tipo di soggetti ha più relazioni contemporaneamente, sono dei traditori sistematici, compulsivi, perché ha bisogno di avere più strade aperte contemporaneamente, nella malaugurata ipotesi che qualcuna di queste donne si sottragga alla loro influenza malevola. Quindi hanno questa modalità dell'harem in maniera anche abbastanza spiccata. È un po' l'effetto slot machine, no? All'inizio ti sembra di aver vinto perché c'è una persona che ti tratta in maniera meravigliosa, poi cominciano i comportamenti negativi, svalutanti, no? Comincia la fase più aggressiva, più in qualche modo maltrattante, manipolatoria in maniera evidente, ma tu sei ancora convinto di aver vinto e che quindi continuando a tentare con quella persona puoi continuare ad avere quell'esperienza meravigliosa dell'inizio, che in realtà non si riproporrà mai più, ma la vittima questa parte della storia non se la vuole sentire raccontare.
Non so se ci sono Sì, domande. So che capisco ormai addirittura dalle d'arrivo. domande che stanno arrivando che Sì, abbiamo senza dubbio, anzi lei ha messo senz'altro il dito su un nella punto piaga. dolente, perché le domande che ci stanno arrivando riguardano ormai delle richieste di aiuto, cioè il tema è in una situazione dove evidentemente alcune delle persone che ci seguono si stanno identificando, una delle domande più frequenti è in che modo la madre può aver influito, ma io la girerei in che modo la madre può a questo punto, la madre come figura di riferimento, penso, immagino soprattutto per una persona giovane che ancora vive con una figura materna di riferimento, può essere in effetti di supporto. Cioè la domanda è in che Una madre parte la della mamma può vittima. avere colpa, ma giriamola dall'altra parte, in che modo oggi una mamma può Voglio solo effettivamente sincerarmi di aver compreso la supportare. domanda, cioè, non so se ho compreso bene, cioè si cerca di capire come si diventa così? Cioè la domanda è che responsabilità hanno i genitori nell'evoluzione di un narcisista manipolatore? Sì, questa è la Questa è la prima domanda? domanda e scusi, completo, c'è anche chi dice in qualche modo chiede, in qualche modo può esserci anche un condizionamento legato alla nostra educazione anche in termini religiosi, cioè viviamo comunque in un paese, noi poi qui nel nostro nord-est, dove la religione si sente, può anche questo, ovviamente mi permetto di dire una interpretazione della religione anche malata, se vogliamo, no? Che poi c'è la Beh, nostra, in questo periodo gli conviviamo stereotipi anche. però ascolti, gli stereotipi di genere che io ho citato nei miei testi, che in una certa percentuale ho anche trattato stasera, sono ampiamente coerenti con quello che è il nostro sistema religioso, che vede la figura femminile assolutamente subalterna. Sì, Il Papa non può essere una donna. sì, certo, sono d'accordo, però noi Ok? in questo Noi contesto veniamo da viviamo. una... No, nel senso che è chiaro che anche la componente religiosa ce l'ha un suo peso. Ora, Ci sono dei non è condizionamenti, l'unico ingrediente, siamo d'accordo, ma ovvio. certamente un peso ce l'ha. Quanto riguarda la domanda sui genitori, posso dirvi questo in estrema sintesi, perché quello è un concetto abbastanza ampio. Guarda, cioè, volendo ci possiamo fare proprio un'altra serata dedicata anche più di una, proprio al tema dei genitori manipolatori. Narcisisti e manipolatori non si nasce, lo si diventa, ok? Lo si diventa perché si è esposti naturalmente a dei modelli genitoriali disfunzionali. In particolare, purtroppo, gli studi ce lo dimostrano ormai da notevoli anni, se c'è una figura cardine nella genesi di un manipolatore affettivo o comunque di un soggetto con delle problematiche di tipo affettivo, anche di segno opposto, cioè un dipendente affettivo, purtroppo la figura cardine in questo è quella materna. Per quanto possa fare danni un padre narcisista, non sono paragonabili ai danni che può fare una madre narcisista, proprio per l'importanza che ha la figura materna centrale nei primissimi anni di vita, che sono quelli che formano poi lo stereotipo di genere, che sono quelli che poi formano il nucleo dell'io, quindi l'immagine in qualche modo più forte che il soggetto ha dentro di sé, intorno a cui poi svilupperà il resto della sua personalità. Però se quel nucleo non è sufficientemente amato, se non si è sentito protetto, accudito, ma si è sentito svalutato, oppure amato solo se faceva alcune cose e non se ne faceva altre, quindi non amato in maniera incondizionata, e allora è probabile che cominci a recitare una parte. E quella parte molto probabilmente sarà la parte del manipolatore, perché a sua volta imparerà che non può essere se stesso fino in fondo, perché il suo io non glielo permetterà, perché teme di essere un'altra volta disapprovato, rifiutato, abbandonato e quindi precipitare una condizione di angoscia che per il narcisista è intollerabile. Quindi si difenderà come? Strutturando un falso sé, imparando a manipolare e poi strutturando quel tipo di personalità in maniera definitiva, divenendo un narcisista manipolatore. Quindi questo è Sì, l'estrema sintesi, è il percorso. molto chiaro. Su entrambi i fronti, cioè sia quello diciamo legato ai condizionamenti che ci vengono da una educazione religiosa, sia quello, come giustamente dice lei, dell'importanza della figura materna su come veniamo in qualche modo plasmate e plasmati. Sono assolutamente d'accordo con quello che lei dice. Penso però che sia il nostro compito, il nostro ruolo di donne e uomini del 2020 non giustificare l'esistente
guardando sempre a ciò che sono stati e continuano in buona parte ad essere i condizionamenti. Penso però che il nostro ruolo, e il motivo per cui siamo anche qua questa sera, sia proprio quello di cercare di spiegarle le cose. Poi ognuno di noi ha una propria testa, ha una propria formazione, ha una propria capacità per reagire, però il nostro compito è dare degli strumenti affinché ci sia la possibilità di lasciarci alle spalle, di rielaborare la situazione e di crescere, altrimenti è come dire ci sediamo e siccome abbiamo questi forti condizionamenti non c'è motivo di riscatto. Io sono una guerriera come lei si possono e mettere in credo nel ruolo che abbiamo. Certo, assolutamente, ma infatti l'obiettivo di eventi come questo è quello di fornire chiavi di lettura diverse, più critiche, di sviluppare consapevolezza maggiore su questi temi, di fare più attenzione a quello che diciamo, a come lo diciamo, a quando svalutiamo le figure femminili, magari dicendo alla ragazzina che va a scuola guarda quella che è vestita come una puttanella, piuttosto che ma guarda quella come va in giro, se la stuprano se lo merita. Quante volte lo sentiamo dire? Sì, è lì la battaglia vera. Esatto. È quello il compito davvero complesso che dobbiamo evitare di portare avanti quel tipo di messaggi, perché sono quelli che arrivano alle generazioni successive. Certo. E lì in qualche modo li penetrano, arrivando poi nel nucleo centrale della loro personalità e svilupperanno quelle che sono le aspettative di genere. Ancora oggi, ripeto, a partire dal linguaggio, certo, dal linguaggio. Noi definiamo la realtà attraverso le parole. Il linguaggio è fondamentale per definire chi siamo, cosa proviamo. Uno dei parametri principali per capire se una persona ha le risorse per fare un percorso è anche la sua capacità linguistica di riferire, di raccontare il sé, quello che ha dentro. Immaginatevi quanto è importante. La parola può curare, la parola può uccidere. Quindi cerchiamo di non perdere mai di vista quanto è importante cosa diciamo, a chi lo diciamo e come lo diciamo. Perché lì è la battaglia che possiamo combattere tutti insieme. Certo, su questo sono assolutamente d'accordo. Allora, se vogliamo arrivare un po' alla conclusione, direi che una delle prime domande, ma che evidentemente è stata spinta, così causata anche da quello che è stato detto, provocata da quello che è stato detto, è che cosa dire ad una donna che si riconosce nelle situazioni che abbiamo descritto questa sera? Quindi che cosa possiamo dirle e che cosa dal suo punto di vista, e poi magari possiamo anche integrare con quello che possono fare i servizi del territorio, si può fare? Perché mi lasci dire una cosa. Quando si parla di situazioni descritte, in qualche modo, per quanto lei sia stata brava a darci delle indicazioni che ci permettono proprio di fare la checklist per vedere, per capire se attorno a noi c'è qualcuno di simile, pensiamo sempre a qualcuno di lontano da noi. Ora è vero, i numeri poi non sono, però sono comunque significativi. Io volevo dire questo alle donne del nostro territorio. Il CAV Vittorio Veneto offre un servizio territoriale, quindi non parlo esclusivamente della città di Vittorio Veneto, ma comunque di un'area attorno alla nostra. Noi, tanto per darvi un numero consolidato, nel 2019 abbiamo avuto incarico, quindi non persone che hanno telefonato per chiederci consulenza, ma persone che poi hanno avuto la forza e il coraggio di affidarsi al CAV, quindi donne in carico, abbiamo avuto 144 persone che vanno da età molto giovane fino a persone anziane. Quindi, come ha detto lei, il problema è trasversale dal punto di vista dell'età ed è trasversale anche dal punto di vista della condizione sociale, cioè ci sono studentesse, professioniste, casalinghe, pensionate. Ecco, quindi è un problema trasversale. Ora, se io vi dico, care amiche della nostra zona, 144 persone, tutte noi ci chiediamo con il punto di domanda chi siano i volti di queste 144 persone. Probabilmente sono persone che ci sono vicine di casa, che sono nostre colleghe di lavoro, eccetera. Ai nostri pronto soccorso, dove esiste il codice rosa, nei due ospedali di Vittorio Veneto e Conegliano, nel 2019 hanno fatto ricorso per violenze fisiche 212 donne, quindi vuol dire che vicino a noi ci sono almeno quelle che hanno avuto il coraggio di presentarsi, 212 donne che sono state picchiate, che hanno subito violenza fisica.
e sono una parte, perché poi c'è tutto l'altro tipo di violenza. Per cui è molto importante ricordarsi che i servizi che oggi davvero, ve lo dico perché è vero, sono in rete, cioè noi lavoriamo insieme ai pronto soccorso, lavoriamo insieme alle forze dell'ordine, lavoriamo insieme ai servizi sociali, perché ci sia la possibilità di far ricorso ad uno di questi enti, così come il CAV, in qualsiasi momento del giorno e della notte, molto importante, il sabato, la domenica, quando si è a casa da sole, la notte, quando magari il CAV è chiuso. Ecco, ci si può affidare a questi servizi, perché i servizi ci sono, e non ci si deve assolutamente certo, ci si sentirà impaurite, però sappiate, e sappiamolo, che ci sono delle persone preparate, pronte ad accogliere, ad aiutare, a supportare fino all'uscita del tunnel. Ecco, questo lo dico dal punto di vista operativo. Poi il cosa dire ad una donna lo lascio a lei. Intanto gli possiamo dire che uscire da quel tipo di situazioni si può. Certo. Certamente è un percorso complesso, certamente è un percorso in cui potrà essere aiutata, e direi che lei ha ottimamente espresso quelle che sono le risorse sul vostro territorio, che possono essere attivate da chiunque, in qualunque momento, anche domani mattina stessa, o voglio dire, anche stanotte stessa, ok? Quindi uscire da questa situazione si può. Il primo passo, cioè quello di tendere una mano e di chiedere aiuto, però dovete farlo voi, perché è difficile che lo faccia qualcun altro al vostro posto. È possibile però, ve lo dico, che la normativa prevede che la segnalazione in un caso di presunta violenza domestica possa essere fatta da chiunque ne venga a conoscenza, anche in termini, diciamo, ipotetici sufficientemente fondati. E la persona che fa la segnalazione può anche chiedere che vengano mantenute riservate le sue generalità. Naturalmente non può essere una segnalazione anonima, però si può chiedere che le proprie generalità vengano mantenute riservate. Quindi anche chi ha notizia che qualcun'altra sta patendo, e magari questo tipo di scenari, e magari non ce la fa a denunciare, può fare la segnalazione. A quel punto si muoveranno poi i servizi territoriali, unitamente alla questura, ai carabinieri e alla procura, naturalmente, sotto questo aspetto. Quindi, ripeto, in realtà tutti noi possiamo fare molto. Le vittime dirette di questo tipo di vicende devono semplicemente avere la forza di chiedere aiuto. Verranno sostenute, verranno accompagnate. Uscire dalla violenza si può. L'importante è che sia questo in qualche modo il messaggio che arriva. Si può, assolutamente si può, oggi più che mai. Indubbiamente è un percorso complesso, ma è un percorso fattibile e ci sono molte risorse sul territorio, soprattutto il vostro è un territorio molto sensibile da questo punto di vista. Quindi il messaggio mio è sempre lo stesso. Donne, aprite la bocca, chiedete aiuto, chiamateci, raccontateci quello che vi succede. Una strada verrà trovata, questa è una promessa. Certo, e io ribadisco quanto ci ha detto la dottoressa Abruzzone con quest'ultimo appello. Nessuna di noi deve né può essere lasciata sola. Questo è il punto. Bisogna cominciare a fidarsi, ad affidarsi e a fidarsi, perché è vero, abbiamo anche messaggi che ci dicono, ci raccontano di esperienze andate male, cioè di chi ha provato a denunciare, si è sentita essere accusata come colei che aveva provocato la violenza. Abbiamo evidenza anche di servizi sociali, cioè ci raccontano di servizi sociali che non sono stati in grado di dare la giusta risposta. Lo sappiamo anche che la normativa non è sufficiente, quante volte si arriva, anche se adesso c'è il codice rosso, si arriva troppo tardi. Certo, ci sono delle crepe, ma le crepe non devono permetterci di avere paura di denunciare, perché a fronte di crepe, di problemi, c'è anche una rete che io conosco il nostro territorio, si sta consolidando sempre di più, si sta stringendo, perché è la volontà di tutte noi donne e anche della maggior parte degli uomini che sono giustamente rispettosi del reciproco rapporto e del reciproco ruolo che entrambi abbiamo nella nostra vita comune e in comune, davvero c'è una rete di supporto. Quindi il mio appello è di fidarci e di affidarci a chi è formato per sostenerci. Da noi c'è il CAV, a Vittorio Veneto ci sono i carabinieri, c'è la Polizia di Stato che collabora, ci sono i servizi sociali, ci sono i servizi sanitari e tante associazioni che comunque fanno parte del nostro tavolo contro la violenza, perché nella nostra provincia e noi nel nostro distretto come prima
insieme nella provincia abbiamo proprio istituito un tavolo interistituzionale contro la violenza di genere che è presieduto dalla nostra prefetta. Quindi dobbiamo davvero cominciare ad avere fiducia anche nelle istituzioni, perché ce la stiamo mettendo davvero tutta per aiutarci ad aiutarvi. Dottoressa Bruzzone, ci lasci con un messaggio, ci prometta che se la richiameremo sarà di nuovo con noi e speriamo di poterci sì, anche vedere in presenza. Speriamo di incontrarci al più presto e, come dico sempre in questo tipo di vicende, è molto importante un invito che faccio alle signore in ascolto: uccidete la badante che è in voi. Quella è veramente l'azione principale da fare. Badate a voi, rispettate i vostri bisogni e non permettete a nessuno di calpestarli. Datemi retta a questo. Abbiamo detto uccidete la croce rossina che c'è in voi. No, non c'è la croce rossina e poi magari ne possono avere a male. Ovviamente parlo della badante interiore, non è un'istigazione a uccidere persone in giro, quella interiore, quella parte di sé che continua a dire no, devi fare quello, no, devi fare quell'altro, no, ma tu devi fare questo, no, voi non dovete fare niente, voi dovete solo rispettare voi stessi. Certo. E non permettere a nessuno di violare per poter amare gli altri. Esatto. Ok. Buona serata. Grazie. Buonasera a tutte, grazie a tutte e a tutti. Buona serata.